Siamo molto lieti di dare avvio alla quarta serata di questo ciclo di incontri che nascono come iniziativa all'interno del gruppo Psicoanalisi e Psichiatria del Centro Veneto di Psicanalisi. Il titolo di questa iniziativa, Ospitare per conoscere, rinvia al progetto che la informa di fare del Centro Veneto un luogo ospitante, un luogo al cui interno altre realtà non strettamente psicoanalitiche possano farsi conoscere e conoscersi, confrontarsi e dialogare insieme. Il suo specifico intento è infatti quello di contribuire a dare vita alla condivisione e allo scambio di informazioni e pensieri che da vertici osservativi diversi si posino su esperienze altrimenti poco conosciute o appannaggio di pochi. Esperienze che hanno al loro centro la persona, la sua sofferenza, le sue potenzialità, il suo essere un soggetto da salvaguardare, che troppo frequentemente viene invece appiattito in protocolli standardizzati. Introduco ora brevemente l'incontro di questa sera sul tema della psicologia ospedaliera e che vedrà percorrere nelle due relazioni che saranno presentate i diversi significati implicati nel processo di cura in ambito ospedaliero. Luogo che vede convergere importanti questioni, a partire dalla necessità di riconoscimento che si va sempre più affermando dell'unità mente-corpo e dall'esigenza di integrazione multidisciplinare degli approcci medici e psicologici alla conoscenza, alle cure e alla promozione della salute, intesa come benessere psicofisico della persona, al bisogno di cura che guarda alla centralità della relazione e allo scambio con l'altro e che coinvolge entrambi i protagonisti della cura, medico e paziente, con l'attenzione a come questa relazione possa essere tale da favorire l'articolazione psiche-soma a sostegno dell'esperienza riparativa. Nelle due relazioni, dal titolo La psicologia ospedaliera tra rotture traumatiche e possibili riparazioni, vedremo il lavoro e il tempo necessario alla costruzione di questo assetto e dello spazio deputato a costruire un ponte psiche-soma all'interno del contesto medico ospedaliero, che diventa il luogo di elezione nel quale il corpo oggettivato incontra il corpo vissuto, in un reciproco riconoscimento. Ecco, allora presento ora la prima relatrice della serata, la dottoressa Bianca Rosa Volpe. Tra i primi laureati in Italia in psicologia, nel luglio del 75, ha professionalmente percorso la storia della psicologia della Regione Veneto in ambito sanitario. Ha insegnato negli ultimi 30 anni ai corsi di laurea in ostetricia, riabilitazione fisioterapica, a scienze infermieristiche, alla scuola di specializzazione post laurea universitaria di psicologia clinica ed attualmente al Dipartimento di Psicologia Generale nella laurea magistrale in psicologia clinica e in neuroscienze. Precedentemente all'attività ospedaliera trentennale ha lavorato presso i consultori familiari della provincia di Padova e di Padova. È stata consulente della Regione Veneto per la riprogrammazione dei consultori familiari, per la costruzione delle linee guida psicologiche e sociali nell'ambito dell'adozione internazionale e nazionale, per le linee guida regionali in materia di affido familiare ed ha diretto per l'ufficio di pubblico tutore dei minori della Regione Veneto per 4 anni, occupandosi di tutte le problematiche legate al rispetto dei diritti dell'infanzia nella Regione Veneto. È autrice e coautrice di 80 pubblicazioni nazionali e internazionali nell'ambito della genitorialità adottiva, nel campo delle problematiche psicologiche nei pazienti affetti da patologie cardiovascolari, nei pazienti sottoposti a trapianti cardiaci, di fegato, di reni e sulle dinamiche organizzative in ambito ospedaliero. La dottoressa Dondi, Paola Dondi, la presento adesso, è psicologo clinico, psicoterapeuta ad orientamento dinamico. Ha effettuato un percorso di analisi individuale e di supervisione con membri della Società Psicoanalitica Italiana.
Ha fatto parte del laboratorio per la ricerca e lo sviluppo della psicoterapia di gruppo, Dipartimento di Psicologia Univo. Ha lavorato nei servizi psichiatrici del territorio e successivamente in ambito ospedaliero, nel quale attualmente opera come responsabile dell'unità operativa semplice dipartimentale di psicologia ospedaliera, azienda ospedaliera universitaria di Modena. L'approccio alla malattia somatica le ha consentito di approfondire le relazioni tra multidisciplinarietà ed interventi psicoterapeutici ad orientamento psicosomatico in contesto ospedaliero, dedicandosi allo studio delle interazioni tra la gestione dei gruppi clinici e dei gruppi di lavoro. Cultrice del rapporto mente-corpo ed impegnata nella ricerca in ambito psicosomatico, ha presentato contributi a convegni e seminari, pubblicando lavori su riviste di settore. Passo allora la parola alla dottoressa Volpe. Questa è una lunga illustrazione. Partiamo dalla fine, che mi sembra perfetto. Così anche. Non so se si vede. Ok, beh, intanto benvenuti e grazie al Centro Veneto per questo invito affettuosissimo per quello che mi riguarda, e con il piacere un po' di condividere con Paola, che è una collega, una grande amica anche, una serie di riflessioni che abbiamo fatto proprio in questi ultimi anni sul senso del lavoro clinico nell'ambito della psicologia ospedaliera. Che cos'è questa psicologia ospedaliera? Quando sono iniziate, come dire, le prime esperienze in Italia, si parla di circa 40 anni fa. Negli anni 80 sono iniziati i primi servizi di psicologia ospedaliera a Verona, a Milano, a Genova, a Roma, a Pavia. Alcuni si sono ulteriormente sviluppati e, come dire, consolidati, altri invece sono spariti. È la storia dei servizi di psicologia in Italia. C'è in realtà però una presenza di un elevato numero di psicologi negli ospedali, in tutta Italia questo, cioè sono disseminati, che è una cosa diversa dal servizio dedicato. E questa è una grande tradizione che si è sempre più implementata negli anni ovunque, quindi magari anche con il servizio di psicologia e poi psicologi a contratto disseminati, ma non dentro il servizio di psicologia. Questa è una realtà veramente molto diffusa. Inizialmente gli psicologi sono entrati soprattutto in alcune aree, l'oncologica, l'ostetrica, la pediatrica, le terapie intensive neonatali, la cardiologia riabilitativa e preventiva, fino poi a comprendere tutte le grandi aree della traumaticità e dell'emergenza. Cosa è successo nella nostra regione Veneto? Nella nostra regione si è parlato dichiaratamente nel piano sociosanitario del 2012-2016, quindi non tanti anni fa, di una funzione psicologica in ambito ospedaliero. Quindi mentre prima c'erano i psicologi, ma erano un po' così là, delle monadi vaganti dentro il sistema ospedaliero, si incomincia in termini di programmazione sociosanitaria a parlarne proprio in questi anni, ma non è un caso, perché insieme ai colleghi dell'ordine professionale avevamo fatto molta rete per facilitare questo passaggio programmatorio all'interno della regione. Abbiamo fatto una piccola battaglia segreta e quindi siamo arrivati proprio a questo capitolo sull'umanizzazione, che dice che era basilare proprio che ci fosse una cura integrata con un progetto umano-psicologico, cioè cominciano a parlare di psicologico nel piano sociosanitario, e in questo piano si dice esplicitamente che bisognava sviluppare un'attività di psicologia clinica ospedaliera con le funzioni, le avevamo fatte mettere, di diagnosi, sostegno psicologico, psicoterapia breve. Perché breve? Perché l'ospedale è un luogo di cura dell'acuzia e quindi è un tempo definito il ricovero dei pazienti, anche se
in realtà poi molti pazienti tornano, soprattutto quelli che hanno patologie croniche, tornano, no, costantemente negli ambulatori, perché questo è un altro grosso tema dell'organizzazione sanitaria dei servizi. Forse adesso con le case di cura non sappiamo quelle locali come andrà a finire, però di fatto sulla cronicità dal punto di vista psicologico non c'è niente nei servizi di territorio. Quindi il primo grande nucleo che si occupa di cronicità è proprio il servizio di psicologia ospedaliera, dentro, ma sempre con questo intervento, come dire, più circoscritto. Formazione e supervisione degli operatori sanitari e promozione della salute in ambito psicologico. Inoltre viene detto che dovete favorire la comunicazione tra i professionisti e i pazienti, quindi occuparsi questo servizio anche di quelli che sono i problemi relazionali dell'equipe e fornire ovviamente una formazione agli operatori su questo. Quindi un mandato generale programmatorio non indifferente. Che cosa è successo quindi? Che ma sono nate le prime unità operative semplici dipartimentali, una delle quali è nata anche a Padova, che io ho diretto per alcuni anni, però erano fondamentalmente organizzate con pochi psicologi e sempre con questo modello, l'unità operativa dipartimentale, la maggioranza contratti fuori sparsi nell'ospedale. Quindi io, quando ho cominciato a occuparmi di questo, eravamo 3 psicologi nel servizio e 30 a contratto in tutta l'azienda, che però non erano nel servizio. E vedremo poi cosa significa questo. Questo significa che abbiamo fatto poi un coordinamento anche funzionale, cosiddetto, per accordare proprio il servizio con questi altri psicologi, però la partenza è stata veramente un po' complessa. E quali sono ora, oggi, le competenze? Io di fatto poi negli anni questo servizio, come altri, sono cambiati, hanno implementato il numero di psicologi all'interno e poco prima che io andassi in pensione, cioè circa 2 anni e mezzo prima, è stata istituita la prima unità complessa di psicologia ospedaliera proprio nell'azienda Università Ospedale di Padova. Alla quale sta andando avanti brillantemente, devo dire, grazie ai colleghi che ci lavorano e la collega che mi ha sostituito, che è la dottoressa Schiavo, e Rossana, e che ha, ecco, io vi ho riportato un attimo per così renderci conto di cosa significa, ha sviluppato proprio tutta una serie di competenze e funzioni, no? All'interno dell'ospedale. Svolge attività psicologica di valutazione, consulenza e supporto, psicoterapie brevi ai pazienti e ai loro familiari, consulenze e supporto al ruolo, al personale. Questa è una cosa fondamentale che ha anche inserito il servizio fuori dalla psichiatria. Perché un grande problema era un po' questo, l'allocazione. Perché? Perché in realtà il grande mandato che è stato dato anche al servizio è proprio quello di occuparsi del disagio organizzativo e delle problematiche del personale rispetto all'esercizio del ruolo dentro l'organizzazione. Questa è stata una delle esperienze più interessanti e importanti per noi. Quindi noi abbiamo avuto, come dire, come servizio un doppio ruolo, occuparsi dei pazienti ma anche dell'organizzazione personale, che non è facile da conciliare organizzativamente e gestionalmente. Inoltre il servizio partecipa, dice qui, alle varie attività degli organismi aziendali, attualmente veramente è trasversale, quindi lavora sui problemi del rischio clinico, lavora sui problemi del personale, lavora su tutta una serie di aree diciamo di progettazione di intervento aziendale che solo alcuni anni fa era inimmaginabile. Accanto poi alla parte ovviamente assistenziale, tutta la parte di formazione dei giovani, quindi il tutoraggio che è enorme degli psicologi, dei tirocini universitari. E in più, ecco, questo è un servizio che già anni fa aveva fatto una serie di convenzioni con il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova proprio su progetti di ricerca, perché l'azienda ospedaliera è un'università ospedale, quindi era importante garantire anche un rapporto con l'università in questo senso. Questo tanto per darvi un'idea, come dire, potete vedere le aree di intervento, c'è l'area perinatale, ostetrico-ginecologico, patologia, terapia intensiva neonatale, cioè progressivamente si è proprio curato tutto il percorso di una mamma
di una coppia che ha un bambino, le difficoltà, quindi patologia neonatale fino alla pediatria, e anche la fecondazione assistita è stato l'ultimo, diciamo, reparto con cui l'ultima unità con cui si è fatto un lavoro anche lì di intervento psicologico che è molto importante. L'area cardiovascolare toracica, quella dove io sono nata professionalmente, perché anch'io ero una psicologa di quelle prima che nascessero i servizi, quindi io ho lavorato per molti anni, oltre 10, proprio nell'area cardiochirurgica e cardiovascolare toracica. L'area dei trapianti, l'azienda ospedaliera a tutti i trapianti d'organo, quindi questo è veramente un lavoro talmente specialistico e complesso. Le aree critiche, rianimazioni, terapie intensive, guardate, questo è molto importante, poi Paola ci spiegherà alcune cose. E l'area dei centri specialistici adulti pediatrici e quella del benessere organizzativo. Come vedete ha una trasversalità enorme. Oh, si è bloccato adesso, come mai si è bloccata? Poi, come dire, c'è tutta questa area di formazione e ricerca, come diciamo prima. In regime di degenza si fanno le consulenze su richiesta dei medici e c'è anche un'attività ambulatoriale che viene svolta su richieste sempre su progetti interni all'azienda, cioè attività ambulatoriale dedicata ai pazienti che arrivano in ospedale, poi vengono a fare i controlli e si continua. Non si fa attività ambulatoriale per pazienti che non hanno avuto ospedalizzazioni, perché se no saremmo stati, ci hanno provato all'inizio, abbiamo fatto uno sbarramento perché il territorio però è scoperto, come vi dicevo prima, completamente, ma non solo a Padova. In tutta Italia stiamo facendo una serie di lavori con colleghi di altre regioni e si è visto che questo è un problema molto grosso, cioè la cronicità dal punto di vista psicologico è sempre della sanità. Quindi è un'area molto critica. Bene, che differenza c'è quindi tra ospedale e territorio, entriamo un po' più nelle nostre competenze, rispetto proprio al lavoro clinico con i pazienti? Che differenza c'è tra queste due aree, no? L'ospedale e i servizi di territorio. Servizi di territorio, ve li ricordo, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, psichiatria dell'età adulta, SERT, cioè servizi per le tossicodipendenze, poi ci sono i servizi per la disabilità, no? E così. Bene. Che cosa c'è di differente? Intanto nell'ospedale la relazione con i pazienti è breve nel tempo e prevalentemente centrata nell'acuzia. In territorio è una relazione centrata sul problema, generalmente non acuto, che si sviluppa in un tempo più lungo, settimane o mesi. Nell'ospedale la relazione è centrata sul paziente, la famiglia viene coinvolta solamente in certi momenti critici, al di là adesso dell'area Covid, però con funzioni vicarianti assistenziali, e a meno che il paziente non sia un minore, per cui di fatto i genitori sono presenti costantemente. Nel territorio la relazione può essere centrata sul singolo utente, sulla coppia di utenti, sull'intero utente nucleo familiare, su gruppi di utenti, su gruppi familiari. Non è indifferente questo discorso, perché per esempio noi in ospedale vediamo ampiamente i familiari insieme ai pazienti, però registriamo amministrativamente solo i pazienti. È una cosa che abbiamo sempre discusso e non puoi chiedere anche al familiare ci porti un'impegnativa. Cioè non... Il paziente è intensamente dipendente dall'organizzazione ospedaliera e deve modificare i suoi ritmi esistenziali e le proprie regole di vita. È quella che noi chiamiamo una regressione pilotata, no? All'interno nel momento in cui uno sta male, è malato, gli si mette il pigiama, lo si mette in una certa situazione. Mentre non succede questo nei servizi di territorio. I pazienti arrivano con le loro gambe ai servizi. La relazione curante-paziente avviene prevalentemente in posizione supina e gli spostamenti autonomi del paziente sono limitati. Se escono dal reparto è un dramma. Si cerca aiuto e si fonda quindi su un rapporto di dipendenza del paziente dall'istituzione. Non è così nei servizi di territorio. La relazione viene prevalentemente in posizione verticale, si spostano tranquillamente, vengono o no, decidono loro, e si fonda sul rapporto di autonomia del paziente nei confronti dell'istituzione, anche se si crea poi un legame, ma è molto diverso. Questo è molto importante poi per quello che riguarda il nostro tipo di lavoro.
In ospedale, fondamentale, la relazione è sempre tra un gruppo e il paziente. Cioè, il progetto di cura è gruppale, è del team, non è di uno solo. Mentre nei servizi di territorio può essere tra un singolo curante e il paziente come tra un'equipe e il paziente. Anche se, questo io lo dico sempre ai giovani colleghi che vogliono andare a lavorare in area sanitaria, una grande competenza per chi vuole lavorare nel servizio sanitario pubblico è una competenza di tipo gruppale, cioè non puoi pensare di lavorare in un'istituzione senza avere una competenza di tipo gruppale. Saper lavorare con gruppi e organizzazioni è una competenza, cosa che l'accademia non dà. Questo proprio non insegna. E quindi il modello prevalente nel campo psicologico e psicoterapeutico è diadico regolarmente e non tiene conto invece di questo. Non a caso chi lavora nei servizi ospedalieri spesso poi fa delle formazioni, io stessa l'ho fatta per anni, anche Paola, abbiamo fatto parte proprio di quelle formazioni sulle group relation, no? Dal punto di vista dinamico e su quello che è un po' tutto lo studio delle dinamiche dell'organizzazione, senza le quali non puoi lavorare in modo adeguato nel team ospedaliero. In ospedale la relazione è prevalentemente centrata sul corpo, mentre in territorio può essere tra, come diciamo, un singolo curante e il paziente, no, scusate, mentre non è così nel territorio. La nascita è prerogativa dell'ospedale, il prima e il dopo del territorio. Se è in ospedale perché c'è una situazione patologica. Chiunque, questo lo dico, è molto importante dal punto di vista clinico, chiunque può diventare paziente dell'ospedale, mentre le persone che afferiscono ai servizi di territorio sono selezionate. Cosa vuol dire? Vuol dire che arrivano al servizio, bussano e dicono ho bisogno di, necessito questo. Cioè fanno una domanda. Nell'ospedale arrivano perché stanno male, quindi hanno bisogno di essere curati, ma non fanno una domanda psicologica in modo esplicito. Arriva dopo, diciamo, il bisogno in qualche modo. Questo è importante anche che ci chiariamo a questo punto. Quindi, qual è il setting clinico in ospedale? Io ricordo che quando sono arrivata all'inizio con il mio bel modello, avevo lavorato in consultorio per anni, però insomma c'era la stanza, la sedia, la poltrona, lo spazio chiuso. Vai in ospedale, vai nei reparti, e magari in una stanza dove ci sono altri pazienti, oh mon Dio che cosa facciamo? Avevo sempre il senso di colpa, me lo ricordo, dicevo io sto lavorando da casa, non so, tu Paola, nei primi anni ero preoccupatissima. E l'altro grande problema qual era? E come fai a lavorare diciamo, in una situazione in cui contemporaneamente lavori con i medici e con i pazienti, devi rispettare la privacy dei pazienti, no? Devi fare varie cose, per esempio con pazienti allettati o in una terapia intensiva, che tipo di lavoro puoi fare, su cosa? E quale significato può assumere un intervento psicologico sul qui e ora e sul fare e non solo sulla parola, perché questo è un altro punto centrale, Paola ci spiegherà bene questo passaggio. Quale ruolo quindi può avere il terapeuta in una relazione nel tempo scandita dopo l'intervento dai follow-up e quindi da una separazione che è sempre possibile? Io mi ricordo che quando ho cominciato a occuparmi dei pazienti sottoposti a trapianto d'organo, mi dico, ma questi vengono sottoposti a trapianto e non si separano più dall'ospedale per il resto dei loro giorni, perché devono continuare a venire a fare i controlli, prendono le terapie immunosoppressive. Cioè è un cordone ombelicale che non viene più tagliato. Che significa per queste persone questo fatto che da una parte gli si salva la vita, ma dall'altra il contralto è quello di rimanere dipendenti a vita dall'organizzazione, da noi. E mi ricordo ingenuamente andai dai chirurghi e dico, ma insomma, è possibile che non potete mandare i servizi di territorio? Mi sembra questa cosa. E lui dice, se facciamo questo, muoiono. Come muoiono? Eh sì, perché è una competenza, e avevano ragione, talmente complessa che nei servizi di territorio nessuno vuole seguire questi pazienti. Cioè, devono continuamente afferire ad ambulatori iperspecialistici. Quindi diventa una... E questo riguarda anche noi psicologi negli anni, in cui sviluppiamo una tale competenza sul rapporto psiche-soma
e malattia e farmaci, complessità che ci sono, per cui sappiamo leggere tutta una serie di questioni cliniche che altri colleghi che non conoscono queste realtà fanno molta fatica e non possono farlo. Bene, cito una collega che mi ha molto consolato quando io pensavo di essere un cane rispetto al setting e ai miei interventi, no? Perché non mi ritrovavo, che è la Shirley Borghetti Isco, una vostra collega psicanalista che ha lavorato a Londra in cardiochirurgia, ha scritto 2 bellissimi lavori, uno proprio sul trapianto cardiaco e mi ricordo che ha scritto proprio questo. Dice, mi era chiaro che il tipo di assistenza psicologica da fornire ai pazienti doveva essere molto differente da quella convenzionale. Il bisogno di confini nei differenti sensi della parola, fisici ed emozionali, sembrava essere preminente. E mentre mi domandavo intensamente se sarebbe stato per me possibile lavorare in un setting come questo. Fino a che punto poteva uno psicoterapeuta lavorare con l'equipe, i pazienti e appartenere alla stessa equipe? Tutto sembrava molto ambiguo. La presenza fisica di qualcuno poi che incarna ciò da cui ci si difende nell'organizzazione ospedaliera, cioè incarna proprio le emozioni, le ansie, ed è un'organizzazione che si difende giustamente perché sennò poveri medici e infermieri non ce la farebbero. È chiaro che però il nostro arrivo implica proprio un'intensa risonanza emozionale, perché andiamo a incarnare proprio una parte rilevante nel percorso terapeutico, quella delle emozioni. Io dico sempre siamo un perturbante all'inizio, poi dobbiamo imparare a gestircelo il perturbante. Bene, quali sono quindi le peculiarità di questi pazienti in ospedale? Molto differenti da quelli che arrivano ai servizi. Primo, perché quelli che arrivano ai servizi, nella maggioranza dei casi arrivano sapendo riconoscere le proprie emozioni e facendo una domanda psicologica. Da noi solo una parte dei pazienti hanno capacità di riconoscimento delle emozioni e quindi possono accogliere spazi lavorativi su ciò che sta accadendo. Non solo, ma c'è anche l'urgenza, la coartazione, diciamo, no, dell'io. Altri in poche sedute, altra cosa straordinaria che avviene qua, possono condensare vissuti precedenti per permettersi poi il viaggio prima della possibile morte. Questa è un'altra cosa per me è stata molto grossa. Perché? Perché io avevo esperienza di psicoterapia anche fatte per anni in territorio, ma arrivavo, mi sorprendeva come alcuni pazienti con poco da vivere riuscivano a condensare proprio una serie di vissuti anche molto profondi, magari a cui arrivavano i pazienti dopo anni di trattamento e te li mettevano lì, no? Che si fa? Come si lavora su questo? Come si accompagnano? Il tema della morte, ovviamente, come quello della nascita, percorre tutto il nostro lavoro in ospedale. E la dimensione transferale e controtrasfermale, io dico che si trasforma in una unità di cura intensiva emozionale, cioè c'è una concentrazione nel nostro lavoro che è impressionante. Vi faccio un esempio che così possiamo capirci. Anni fa mi capitò che una giovane ragazza fu ricoverata in terapia intensiva cardiologica perché aveva una grave cardiopatia, era in fase molto avanzata e se non arrivava il cuore per poter trapiantare il suo cuore sarebbe morta di lì a poco, era molto grave. Io fui chiamata per il supporto psicologico in questa fase, stava molto male, ovviamente supportai lei, i genitori e tutta l'equipe, si lavorava molto, no, in questa situazione veramente drammatica, anche di sofferenza. Finalmente la ragazza arrivò il cuore per lei e fu sottoposta al trapianto. Aveva un aspetto di tredicenne, in realtà aveva 18 anni, ma era molto, come dire, no? Anche la malattia l'aveva, come dire, fermata a metà precedente, no? Anche se durante il ricovero era apparsa questa cosa molto vitale che così gli piaceva moltissimo un giovane infermiere che c'era nella terapia intensiva. Io avevo pensato, niente male, teniamo duro, forse ci arriviamo dopo, così. Viene sottoposta al trapianto
sto bene, finché un giorno mi arriva la mamma e dice: dottoressa, guarda, sta male, è molto angosciata, arrabbiatissima. Nel frattempo la terapia cortisonica le aveva fatto crescere della peluria intensa sul viso, quasi di valbetta, tanto per intenderci, i baffi. Stava molto male, non capivo cosa stava succedendo, non mi tornavano i conti, finché parlando con la mamma scopro che cosa? Che per una maledetta coincidenza lei aveva la stanza vicino a un'area dove c'erano anche i genitori di altri suoi, aveva sentito un discorso di una mamma che diceva a un'altra signora: mio figlio è stato trapiantato di fegato, il cuore l'hanno data a questa ragazza, era di un ragazzo. Non si capisce come aveva fatto a sapere questa cosa, perché c'è il segreto assoluto ed eravamo tutti teutonici su questo, no? Però sta mamma aveva detto questa cosa. La ragazza aveva sentito questo discorso. Per cui la barba, potete immaginare, 1+1 che cosa fa? Mi hanno trapiantato il cuore. Una delle grandi fantasie che tutti i pazienti hanno sottoposti a trapianto di cuore o di organi è: la buonanima transita e mi cambia l'identità, ok? È una delle cose su cui noi lavoriamo molto, prima e dopo, e anche per lunghi periodi. Bene, in quel momento non c'era proprio unità di cura intensiva. Che si fa? Uno dice: beh, incomincia a parlarne, fai... No, dovevamo sbrigliarla velocemente, cominciavamo a prendere i farmaci. Sono entrata, l'ho guardata e le ho detto: senti un po', ti piace sempre quel ragazzo della terapia intensiva, il giovane infermiere? Lei mi guarda e dice: sì. E ti pare di aver cambiato sesso? Questo è un esempio di interventi che si incominciano a fare, come dice, mon Dieu, no? Però in quel momento devi tirare fuori dal sacco qualcosa di molto contundente, intenso e forte, che in un trattamento terapeutico tradizionale non fa. Ecco, quindi volevo darvi un po' l'idea, no? Di come siamo abituati. Io ora che non faccio più la psicologa in ospedale e faccio un lavoro privato, terapeutico, ho dovuto reimparare a fare il lavoro in un altro modo, perché la tendenza era al contundente e non può in realtà. Però lo dico perché ancora di più l'ho capito, no? Come devi stare molto attento a questa realtà. Proprio i tempi sono coartati, no? Tra la vita e la morte. Il nostro quindi compito è, come dire, soffrire col paziente quello che è il cambiamento catastrofico, e questo percorre tutto l'ospedale senza catastrofe. Altri pazienti hanno un pensiero concreto operatorio. Sono pazienti che spesso appaiono ideali per i curanti, non pongono problemi, non soffrono apparentemente emozionalmente, ma utilizzano la via della somatizzazione. Anche dopo un trapianto è molto importante capire questo. C'è stata una bellissima ricerca che abbiamo fatto, l'ha condotta soprattutto Angela Favaro, che è attualmente il direttore della unità operativa di psichiatria, no, in azienda, e con cui abbiamo collaborato a questa ricerca. Ed è stato un lavoro bellissimo perché si è dimostrato che i pazienti con depressione, disturbo post-traumatico pre-trapianto cardiaco, dopo il trapianto facevano 8 volte di più tumori. Quindi è stato veramente un lavoro cardine nella nostra storia anche della psicologia ospedaliera, perché con questo lavoro abbiamo dimostrato quanto era importante fare una valutazione molto serrata, tanto è vero che abbiamo fatto poi passare a livello nazionale le linee guida che ancora sono state approvate dalle società scientifiche, ma l'Istituto Superiore di Sanità deve ratificare, no, il Ministero, e in cui è d'obbligo fare una valutazione pre-trapianto, no? Di tutti i pazienti che fanno trapianti d'organo salvavita, cioè cuore, polmoni e fegato. I reni è consigliato. Quindi nel nostro lavoro clinico che cosa succede? Paola lo spiegherà molto bene, non mi dilungo su questo, ma abbiamo spesso una relazione preverbale dove il paziente può esperire regressivamente una relazione di contenitore materno-contenuto che passa attraverso altri canali. Altro elemento importante, la voce, il gesto, qualcosa di molto arcaico, soprattutto quando andiamo a lavorare nelle terapie intensive. E per me è stata importantissima la formazione fatta
proprio sul primo anno di vita, fatta tanti anni fa, e seguivo molto i lavori, no? Infatti c'era la Fava di Zello all'università e portava avanti tutta una serie di ricerche, no? Su questo primo anno di vita e soprattutto l'infant observation. Credo è stato importantissimo per utilizzare alcuni aspetti dentro il lavoro e la Paola ve lo spiega. Allora, andiamo. Il fare questo lavoro di contenimento nel preverbale in certe situazioni poi apre lo spazio alla parola quando escono dalle terapie intensive, quando tornano nel reparto. Il fatto di aver avuto un aggancio con te, un attaccamento, chiamiamolo, no, specifico, facilita moltissimo dopo il lavoro proprio anche sul trauma. Il trauma, questo lo conoscete, queste bellissime ceramiche giapponesi, kintsugi, che è la tecnica di non nascondere le ferite, ripararle con l'oro. Quest'arte, che noi sappiamo è importantissima, mettono dei punti metallici, la risistemano, no? È nata proprio nel XV secolo in Cina, mettono insieme i cocci ma li legano con qualcosa di prezioso. Che cosa ci insegna il Kintsugi rispetto al lavoro sul trauma, di cui ancora Paola vi parlerà? Ci insegna che la rottura di un oggetto non ne rappresenta la fine, in quanto le fratture recuperate con trame preziose trasformano l'oggetto in qualcosa di nuovamente intero e unico. Per me questo è molto importante nel lavoro che facciamo in ospedale, o che ho fatto anzi. E la metafora di come anche un evento traumatico possa divenire occasione di un'evoluzione e di una crescita attraverso la trasformazione dell'esperienza dolorosa, sebbene in alcuni casi possa essere inemendabile nonostante l'arte preziosa dei curanti. Ultimi aspetti. In ospedale la tendenza all'iperspecializzazione psicologica rischia di mandare in pezzi il lavoro di cura per i pazienti, se non si riesce a legare insieme i saperi con l'oro della connessione e integrazione specialistica. Come per il corpo la riparazione non è mai a integrum, anche perché l'esperienza vissuta come catastrofica ed espressa attraverso la dissociazione traumatica resta nell'inconscio, nella memoria corporea, ma come sappiamo si può riproporre sulla base di nuovi eventi esacerbati. Noi regolarmente non facciamo altro che vedere, io ho visto regolarmente, ma anche la Paola, che cosa chi lavora in ospedale, che quando viene ricoverato si riattivano intensamente nuclei traumatici arcaici, magari sono solo memorie corporee, per cui non riescono, non sopportano di essere toccati, non sopportano alcune cose, ma che appartengono a queste memorie non mentalizzabili, no? E perché parlo criticamente della iperspecializzazione, poi dopo ve lo spiego, perché è un grosso problema che si sta proponendo. Vi faccio solo velocemente un piccolo accenno. Questo è uno studio importantissimo che per me ha chiarito molto le idee negli anni. Ora c'è tutta un'enorme letteratura in questo campo. Questo è uno studio fatto nel 2008 su 17.000 adulti statunitensi che mostra come le persone che hanno avuto stress infantili in età adulta che tipo di salute hanno. Vediamo gli stress quali sono: abuso, trascuratezza, disfunzioni familiari, madri violente, tossicomanie familiari, malattie mentali familiari, alcolismo, abuso alcolico. Che cosa ha importato nell'età adulta per questi pazienti? Quando io ero in consultorio e vedevo queste situazioni molto problematiche, pensavo sempre a un'evoluzione psicopatologica. Errore. Nella maggioranza dei casi io li ho ritrovati in ospedale, ma con che cosa? Malattie polmonari croniche ostruttive. Poi ho trovato malattie epatiche, malattie cardiache ischemiche, oltre alle altre che qui sono elencate, cioè tossicomania, condotte suicitarie, gravidanze, eccetera. Queste le abbiamo già in letteratura. Ma che cosa è stato, come dire, evidenziato? Che traumatismi precoci, ora lo sappiamo in modo molto chiaro, aumentano gli indici infiammatori nei bambini, rimangono tutta la vita, addirittura passano da quando diventano adulte le madri, li passano ai feti, cioè sono cose, ricerche enormi questo, ma
Questi adulti a bassa spesso mentalizzazione, che hanno modelli ovviamente genitoriali molto fragili e interiorizzati, non sono in grado di curarsi più di tanto e sono predisposti a malattie, perché questi indici infiammatori in età adulta favoriscono per esempio le malattie cardiovascolari. C'è una letteratura enorme adesso da questo punto di vista. Quindi attenzione, che cosa vediamo anche in ospedale? E abbiamo avuto molta cosa. Gli effetti di quella che è una mancanza nella nostra comunità, molto importante, nell'attenzione all'infanzia, perché lo paghiamo 1000 volte di più 30 anni dopo con le cure ospedaliere, perché un trapianto costa una follia rispetto alle cure dei bambini nei primi anni di vita. Io che mi sono occupata di tutela minori, quando mi sono accorta di queste cose, devo dire la verità, mi si è rivoltato molto lo stomaco per anni e continuo ad arrovellarmi. Una volta mi hanno chiamato anche a fare, come dire, una audizione in Parlamento e io ho detto ai parlamentari che sarebbe ora che si occupassero di più dei bambini, perché lo paghiamo, un trapianto costa molti soldi, oltre allo sforzo per il sistema sanitario. E lì dentro ce ne sono molti che hanno avuto queste esperienze, quindi dobbiamo fare in modo che questo non accada negli altri, dobbiamo fare una prevenzione. Ecco, quindi è un'altra cosa. Bene, chi siamo dentro questa acquisizione come dicevo prima, in ospedale c'è questa tendenza molto grossa degli psicologi a iperspecializzarsi. Guardate, sono lo psicologo, lo psiconeurologo, lo psicocardiologo. Me ne ho viste di tutti i colori ed è stata una mia battaglia personale nel dire attenzione. Perché? Perché quando arrivi in ospedale è molto angosciante affrontare questo compito, quindi che cosa succede? Noi pensiamo che proprio è talmente difficile all'inizio lavorare in ospedale perché non hai modelli di riferimento, perché hai questi modelli tipo di Adico, perché sei veramente un oggetto bizzarro dentro il sistema, perché non sai come lavorare nelle situazioni, ti chiamano. Il primo caso dove mi hanno chiamato è stato un paziente in terapia intensiva. Appena arrivo mi racconta immediatamente la storia della sua vita, era stato un agente segreto, mi ha raccontato di tutto. Io ero molto colpita che questo mi raccontasse tutte queste cose. Torno il giorno dopo, non c'era più, era morto. E mi ricordo che sono stata malissimo perché ho pensato, mon Dieu, si è troppo espresso, questo ha fatto male al suo cuore, non capivo niente all'epoca, no? Di malattie. Mi erano ben guardati da dire che era molto grave, perché all'inizio ti chiamavano dicendo è depresso, ma stava morendo. Cioè c'è questa... in realtà la domanda era loro. No? Quindi impari poi, no? Però all'inizio è veramente faticoso fare questo lavoro e capirlo rispetto ai modelli che abbiamo, con cui arriviamo, no? Quindi che cosa si fa? Ci si immette in una comfort zone che in qualche modo è quella di dire mi occupo solo di un pezzetto, non di tutto. E questo spiega perché molti colleghi si infilano in un reparto, rimangono lì, sono uno psico-oncologo, eccetera, perché non sono solo i primari che vogliono il loro psicologo, no, sono anche loro che vogliono stare in una situazione che non li espone troppo e se non c'è un servizio, non c'è un'attenzione ai colleghi su questo, non c'è una cura del loro lavoro dal punto di vista anche di chi ha la responsabilità di questo servizio, è chiaro che devi aver cura anche di chi si occupa psicologicamente. Non possono essere lasciati così dentro il sistema, no? E, per esempio, nella nostra realtà, io ho pensato che era molto importante che mantenessero, quando c'è stato il trasferimento, la loro specificità in certe aree, no? Perché avevano anche sviluppato delle competenze. Però a tutti è stato imposto di lavorare nell'area della maternità, nei corsi di preparazione della maternità e nell'area del personale. Perché? Perché lì non abbiamo tutta la morte che c'è negli altri reparti. Quindi era importante anche che investissero, oltre che nella ricerca, su aree che avessero un'altra valenza emozionale, che fossero un po' riparative rispetto a questo. Quindi aver cura vuol dire anche tener conto di una trasversalità che non sia un carico eccessivo per loro.
ringrazio questa dottoressa che mi ha aiutato a fare le diapositive, però c'è un epilogo, e qui finisco. Qual è l'epilogo della mia storia in ospedale in tanti anni? Bene, l'anno scorso, per i 600 anni dell'Università di Padova, è stata fatta una mostra, si chiamava Cercando il cuore, dove il titolo è La cardiologia, dove il cuore diventa emozione, pensiero, sogno e arte. Per molti anni ho lavorato esclusivamente in area cardiochirurgica e il professor Gerosa, io, i pazienti, abbiamo raccontato pensieri, emozioni, sogni intorno alla ricerca clinico-scientifica di un nuovo cuore per i pazienti che ne avranno necessità. Il professor Gerosa ha fatto questo cuore che è il cuore del futuro, quello decellularizzato, proprio dato in vetreria in un'opera d'arte. Questa è la mia invece. Io ho fatto 30 totem. Ogni totem, questo asse, si sono ispirati un po' alle mazze dei samurai. In ogni punta, in realtà, vediamo se riesco a farvela vedere, esatto, queste punte in realtà sono pezzi di cuore in 3D che sono stati decorati. Qual è il pensiero che c'è? Questi totem rappresentano contemporaneamente il chirurgo che tiene il cuore e lo ripara, ma anche i pazienti. I pazienti dove c'è una parte aleatoria della vita, queste bandierine dove la vita a volte è veramente, no? Fluttua in modo incontenibile, dipende dal mondo esterno. Ci sono i momenti perfetti della vita, le sfere, ci sono i momenti di rottura della vita, no? Quindi questi pezzi di vetro rotti, e poi c'è il cuore che per i pazienti è ben altro rispetto a quello che è il cuore del chirurgico, è come dire antropomorfico, no? È un metamorfico, perdono, e l'ho trasformato in qualcos'altro che, come dire, implica altre emozioni, ma soprattutto c'è un gruppo, perché è il gruppo che cura. Quindi questo gruppo sono il gruppo dei pazienti, i familiari, i medici, gli infermieri. E quindi dico grazie a tutto questo mondo che mi ha insegnato tantissimo. Il professor Gerosa in particolare, che nei primi anni del nostro lavoro ci ha ospitato in cardiochirurgia, non avevamo neanche dove stare. E quindi quando è stata istituita l'unità operativa, ci ha dato la sala, le sale di riunioni, cioè io grazie a questa cardiochirurgia ci ha protetto, quindi per dire anche i medici, qui parliamo di chirurgi, e ringrazio anche molto, perché tutte le colleghe che hanno creduto, le colleghe psicologhe che ora sono nel servizio, hanno aumentato, ci sono molti più psicologi, e in particolare la dottoressa Rossana Schiavo, che attualmente è responsabile del servizio di psicologia ospedaliera, che si è assunto l'onere di un ulteriore cambiamento e crescita del servizio. Grazie. In Padova, tantissimi anni fa, c'è stato il primo trapianto che ho avuto a Padova. A Padova tantissimi anni fa, c'è stato negli anni '80, adesso non ricordo esattamente l'anno, c'è stato il primo trapianto di cuore e la dottoressa Volpe allora è stata una dei protagonisti di questo evento. Dopo sono arrivata un po' dopo, poi c'era quello di Lazzari, no? Famoso, e poi sono arrivati tutti gli altri ed è stata, sì, l'esperienza del trapianto è stata veramente fondante. È una zona di confine, no? Tra la quale i primi anni sono stati molto difficili perché ti fai tante domande su come i pazienti possono tollerare questo, ancora di più con i cuori artificiali, no? Perché per anni ci siamo chiesti, c'erano questi pazienti che giravano con queste macchine enormi pur di vivere e ti chiedevi se ne valeva la pena, no? E questo è un grande apprendimento che io ho fatto con i medici, i ricercatori, che mi hanno insegnato molto, perché all'inizio dicevo è eccessivo tutto questo, li sottoponiamo a qualcosa, facevo un po' il grillo parlante. Invece poi ho capito che non è così, perché i pazienti, quelli che vivono, vogliono vivere
E poi siamo arrivati adesso a delle cose straordinarie, anche tecnologiche, che permettono una grossa qualità di vita a questi pazienti e di poter aspettare un trapianto. Molti morivano invece quando non arrivavano gli organi. Adesso, per quello che riguarda i trapianti di cuore, invece, grazie alle assistenze meccaniche cardiache, riescono a vivere e arrivare al trapianto. Quindi, come dire, la tecnologia, le innovazioni, l'intuizione sono fondamentali per poter, anche qui, questo è però anche il contesto speciale dell'azienda che è universitaria, c'è questo plus del cercare, no? Sempre costantemente. Però anche noi abbiamo dovuto cercare costantemente nuovi modi di lavorare, e la Paola adesso vi racconta tutto brevissimo. Io sono molto contenta che sia qui perché il suo apporto mi ha permesso di capire molte cose anche dal punto di vista teorico dentro il tuo lavoro. Paola, adesso ti metto la diapo che non riesco a trovare. Aspetta che vediamo se ci riesco perché la tua era qua, no? Anzi, vediamo di aprirla. È già aperta? No, no. Ah sì, questa, perfetto. Sì, allora vado qua, non preoccupare. Ah sì, però sì, adesso vado qua. Adesso mi sposto qua, così per due e ecco. Allora, buonasera ancora a tutti e grazie di questo invito che ci permette di senz'altro mettere a disposizione il portato e i contenuti di questo lavoro che trova una congiunzione tra Veneto e Emilia-Romagna per le sintonie che si sono costituite forse tra i due servizi, cioè il servizio di Biancarosa e il nostro servizio di Modena. La dottoressa Volpe ha già trattato, come dire, diverse questioni relativamente alla complessità dell'istituzione ospedaliera e la sua organizzazione, ma soprattutto ha bene spiegato quello che è il terreno simbolico-culturale nel quale gli psicologi si vengono a trovare. Io aggiungerei soltanto, prima di partire con le slide, che quando, e come sempre più di frequente negli ospedali, soprattutto ad alta intensità di cura, le tecnologie più sofisticate intervengono sul soma, sospendendo temporaneamente, trasformando o giungendo a sostituire gli organi e le funzioni a scopo salvifico, ci si trova davvero di fronte a qualche cosa di impensabile, ad esperienze che non sono esplorabili con il solo uso della coscienza. Qua c'è qualche problema, Bianca? Non vanno. No. Così. Proviamo, perché non riescono ad andare. Sì. Non va. Così. Aspetta.
Sì, è condiviso, vediamo se vanno avanti. Eccole. Dicevo, si è di fronte a qualche cosa che è impensabile e a esperienze che non possono essere esplorate con il solo uso della coscienza. Ecco perché abbiamo così insistito, no, a sottolineare come un singolo psicologo in un contesto come quello ospedaliero ad alta specializzazione non può lavorare da solo. Ecco perché le qualità del servizio di psicologia possono essere declinate come delle funzioni fondamentali all'interno delle quali si può, come dire, trovare un'organizzazione del pensiero e dell'intervento della funzione psicologica. Quindi un servizio inteso come luogo organizzato, che diventa un luogo fisico, un luogo mentale, è una precondizione necessaria per includere l'intervento dello psicologo e lavorare sul contenimento appunto del traumatismo. Questo limite del servizio permanente permette la costituzione di uno spazio di lavoro intraprofessionale che è appunto lo spazio proprio e comune del gruppo che fornisce uno strumento per la realizzazione di forme collettive di pensiero. Lo spazio comune del gruppo credo che sia davvero, no, la dimensione che raccoglie la capacità del pensiero che è stata acquisita dai suoi membri e preserva dalla contaminazione emotiva. È possibile quindi, avendo a disposizione questo luogo, lavorare sui propri vissuti e contemporaneamente riflettere sui temi organizzativi e favorire la capacità di indurre delle trasformazioni e quindi favorisce i livelli di scambio tra l'identità individuale e l'identità gruppale. Dicevamo che l'interruzione, no, delle funzioni, quando il lavoro, diciamo, del somatista, no, interviene in modo estremamente emergenziale, ci si trova di fronte a questa dimensione dell'impensabile che è un'esperienza che la persona umana nel corso di esperienze di sofferenza globale legata a gravi alterazioni dello stato di salute porta all'attenzione degli psicologi ospedalieri. Dico non completamente esplorabili con il solo uso della parola perché queste dimensioni profonde probabilmente sono soltanto parzialmente rappresentate nella mente del paziente. Possiamo viceversa riconoscere negli aspetti sensopercettivi corporei il legame e lo stretto rapporto con eventi di natura emozionale che traggono appunto le origini in un instricabile intreccio tra psichico e somatico che, se non viene riconosciuto, comporta la manifestazione del traumatismo. Sappiamo che i modelli oramai riconosciuti, unificati in psicosomatica sono concordi a identificare l'unità indivisibile della persona e il parallelismo che esiste tra le funzioni somatiche e psichiche, pur essendo dato alla persona la capacità di distinguerle. Sappiamo anche che l'approccio psicoterapeutico a orientamento psicosomatico non è legato a un singolo orientamento o singola tecnica, perché in ospedale si confrontano sia i modelli psicoterapeutici che le tecniche con il grande tema dell'intreccio mente-corpo nel rapporto della dinamica istituzionale e organizzativa. La dottoressa Volpe prima parlava in maniera esplicita di un passaggio, diciamo, di prospettiva, che è un passaggio, diciamo, culturale che lo psicologo deve affrontare nel momento in cui transiti, ad esempio, da un lavoro territoriale a un ospedaliero, ma deve affrontarlo anche laddove
iniziasse immediatamente a lavorare nell'istituzione ospedaliera, ovvero è una modificazione della propria prospettiva osservazionale legata al fatto che in ospedale la persona che accede alle cure, parliamo di un ospedale generale, non porta direttamente all'attenzione del gruppo degli psicologi un problema di natura mentale, come può invece portare all'attenzione dei colleghi laddove facciano un ingresso nei servizi territoriali, che possono essere quelli psicologici, psichiatrici, consultori, mentre nell'ospedale il paziente porta, la persona porta la propria dimensione di disagio somatico, che può essere una somatosi, cioè la malattia, ma anche un disturbo di natura cosiddetta psicosomatica, un disturbo somatoforme, una problematica di disagio legata alla tematica dell'intreccio mente-corpo. Se vediamo la malattia somatica, come possiamo togliere soltanto questa barra perché non riesco. Sotto. Se vogliamo vedere, come dire, la definizione, no? Cosa possiamo intendere per malattia, io credo che la malattia sia davvero una dimensione concreta in sé e rappresenta il segno, non il simbolo di uno stato di disagio conflittualizzato relativo a desideri o a fantasie inconsce. Piuttosto l'accadere della malattia è identificabile nell'essenza di un'esperienza traumatica individuale, cioè nell'impotenza dell'io, che produce una disarticolazione somatoaffettiva di quelli che erano stati gli equilibri esistenti fino a quel momento. Questa disarticolazione può portare l'individuo a vivere delle condizioni dolorose, come si diceva prima, proprie di antecedenti ai arcaici stadi maturativi, quegli stadi che la persona ha precedentemente raggiunto durante la propria fase di sviluppo, cioè la fase integrativa e costitutiva del sé, definita da Gaddini come organizzazione mentale di base. Sappiamo che l'organizzazione della mente infantile, nel suo divenire, dove le arcaiche esperienze frammentarie, i nuclei sensomotori isolati e gli apprendimenti legati all'esperienza sensoriale realizzano un ordinamento gruppale, pongono l'individuo a transitare ad una dimensione costitutiva di un sé separato. L'OMB sappiamo che ha una natura inconscia e non può andare incontro a rimozione. Ecco perché i traumatismi precoci sappiamo che vengono depositati nelle memorie somatiche che non possono essere rappresentate nella mente del paziente. Possiamo andare. Un caso. Non conosco questa vicina. Sempre fermo. Spirare avanti a braccio.
Allora, mentre la regia risolve, mentre la regia risolve il problema, dicevamo l'organizzazione inconscia dell'OMB. Esatto, sì, perfetto, quindi la regia è riuscita a sbloccare. Esatto. Siamo qua. Bene. Ecco, la malattia appunto somatica e le aree lacunari del sé. La maturazione del sé, dicevamo, cioè il processo di integrazione, anche se ha seguito uno sviluppo naturale, ha lasciato qua e là delle aree del sé più fragili ed incomplete e prive di relazioni conoscitive del tipo sensazione, percezione, emozione, pensiero. E ciò nonostante le funzioni dell'io relative alle parti sane del sé sono andate incontro ad integrazione, adeguamento e funzionamento. Le aree di sofferenza lacunare, queste bolle, rappresentano l'esperienza dolorosa del neonato quando va incontro a un'esperienza sensoriale che si connota di stati affettivi legati alla dimensione della separatezza e alla solitudine abbandonica nella misura in cui il rapporto con il caregiver provano delle aree di mancata sintonia. È qualcosa a cui vanno incontro tutti gli individui che, come dire, iniziano, no? la maturazione di sé. Il quadro di malattia organica come evento traumatico generalmente va a riattualizzare questo tipo di esperienza dolorosa e poiché queste aree lacunari che possiamo immaginare, no? Come dei vuoti all'interno di un parenchima, delle bolle all'interno di un vetro soffiato, come dire, un tessuto a macchia di leopardo. E poiché queste aree non possono andare incontro a un'elaborazione e rimangono depositate nelle memorie somatiche implicite, non sono identificabili attraverso le parole del paziente, ma le possiamo incontrare attraverso delle modalità differenti che possono essere riferibili più propriamente a quello che noi potremmo definire il linguaggio privato dell'individuo, e cioè un'attività di lamentazione, quando può esserci la dimensione del pianto, ma anche attraverso la mimica, l'attività muscolare, la sua attivazione neurosensoriale, che deve essere riconosciuta nell'incontro con la persona che arriva alla nostra attenzione in ospedale. Ecco perciò che l'esperienza somatica, dicevamo, non può essere distinta tra evento somatico ed evento mentale ed intersoggettivo, perché essa si presenta allo stesso tempo in una totale indistinguibilità. Pertanto la persona malata, dicevamo, vive un'esperienza unica, indivisibile e indistinguibile nell'esperienza dello spazio e del tempo, anche se l'individuo, vi dicevo, ha la capacità di distinguere diversi aspetti della sua realtà. Questo passaggio è fondamentale per anticipare il tema della corrispondenza dei modelli paralleli che permette di leggere il mentale attraverso il biologico e a noi psicologi di accompagnare la persona nei diversi livelli del suo funzionamento mentale. L'impatto traumatico della malattia porta l'individuo a oscillare tra quella che noi definiamo regressione e quella che potrebbe divenire una disorganizzazione progressiva laddove non si potessero mettere in essere questi livelli di supporto psicologico che, laddove esistono i servizi organizzati, possono essere, come dire, disposti con delle funzioni continuative e riconoscibili all'interno delle aziende. Per la mia esperienza, ma la dottoressa Volpe ci ha già detto molto rispetto a questo,
posso dirvi che la persona malata, e parliamo di dimensioni somatiche importanti, quando incontra problematiche importanti con il suo vissuto traumatico rischia di scivolare verso modalità di funzionamento mentale primitive e fino alla comparsa di sintomi di vero e proprio panico organismico, che però noi sappiamo bene essere diverse dalla dimensione di un attacco di panico e che vanno riconosciuti come sintomi quali espressione della condizione di malattia. Noi li definiamo disturbi dell'adattamento, ma non come una psicopatologia in sé. Non siamo Possiamo fare un esempio, Sì. magari clinico, viene in mente, ma a volte ci chiamano rianimazione, no? Con i pazienti con un chiaro quadro disorganizzato, no? La disorganizzazione temporanea post-operatoria anche molto intensa, no? Che può essere scambiabile per uno stato di scissione psicotica, ad esempio, no? Di alterazione della lettura del legame con la realtà. E molte volte si dice è l'effetto dei farmaci, è l'effetto dell'intervento, cioè, però che si fa? Cioè, è molto importante contenere quel momento, no? E come? Ecco, io mi ricordo una cosa molto carina che ci insegnarono, mi lo insegnò la Daniela Mappelli, come lavorare per esempio su certe forme allucinatorie, no? Che arrivano, per esempio vedono gli animali camminare dappertutto, si sentono invasi, eccetera. E lei ci insegna una cosa che funziona benissimo, e di fronte al paziente che vede gli animali che si muovono, diciamo sì, non si preoccupi, e col piede schiacciare a terra, diciamo, li facciamo fuori, cioè entrare nel delirio, no? Entrare nell'allucinazione e contenerla attraverso un fare particolare. È incredibile, ma funziona. Cioè, però è proprio un contatto molto profondo, contenitivo, in cui entri nel delirio, fai qualcosa. Capite che lavorare a questi livelli sembra quasi una follia, no? È in certi sensi, no? Un linguaggio molto diverso da quello a cui siamo abituati, no? A pensare. Ma questi momenti di disorganizzazione sono potentissimi e però bisogna coglierli e contenerli e aiutarli in questo senso. No? Ma anche la stessa reazione depressiva, no? Comunemente diagnosticata, no? Come espressione di una caduta, come un impoverimento di energia da parte del paziente che sta tentando il fronteggiamento di un evento così traumatico. Io credo che vada letta come l'espressione di una discontinuità del rapporto mente-corpo, perché noi vediamo, no, nella clinica che a mano che il quadro organico si riorganizza, questo tipo di situazione emozionale rientra. Ad esempio. Poi evidentemente, qua adesso non entrerò, no, nella questione delle doppie diagnosi, però è pure vero che incontrare, come dire, la sofferenza legata al fenomeno della discontinuità dell'intreccio mente-corpo ci permette di considerare come, quando viene a mancare la dimensione dell'integrità, si disorganizza l'interità della persona. Quindi è la struttura che, come dire, soffre come di un terremoto che mette a repentaglio le fondamenta strutturali. Non a caso abbiamo parlato di come si manifesta la riattivazione traumatica. Ma non credo che vedere tutto questo ci debba portare necessariamente a identificare la patologia in quei momenti. Può essere anche tra... Il problema centrale questo, di non utilizzare la patologia in primis, cioè è molto importante, vero Paolo? La categoria diagnostica, cioè andare a cercare la categoria diagnostica. Non funziona così. No. Allora, qua stavo soltanto provando a portare con la vostra attenzione che fondamentalmente il malato, quando entra nell'ospedale, è già comunemente, no, nella condizione chiamata regressione, perché è in una condizione di limitazione, di riduzione dello spazio di movimento, di sospensione delle sue routine, di affidamento di se stesso ad altri.
Questo è un quadro che generalmente è limitato nel tempo e evolve naturalmente. A partire da questo quadro c'è la possibilità di una riorganizzazione, ad esempio quando le cure ospedaliere nella loro oggettività e ripetizione fungono esse stesse da rassicurazione e contenimento delle angosce. Diverso è lavorare, no, su quello che è il rischio di scivolamento dell'individuo verso la condizione di disorganizzazione progressiva che si può annunciare di fronte a determinati eventi. Non è sempre questo, no, rischio che la persona corre, ma quali sono gli eventi? Gli eventi intercorrenti negativi come le complicanze, la protrazione del ricovero, gli aggravamenti e la perdita della capacità di infuturazione. Ciò attiva per l'effetto cerniera delle esperienze penose di solitudine e di separatezza di fronte alle quali la mente può arrestarsi. Può essere molto interessante questo. Per anni io mi sono ritrovata una serie di pazienti operati al cuore che andavano in rianimazione, nella stessa terapia intensiva erano messi anche i neonati operati al cuore. Purtroppo era così. Allora, in questa situazione cosa succedeva? Che alcuni di questi pazienti che sentivano piangere i neonati oppure vedevano l'intervento su neonati lì, perché a volte i chirurghi intervenivano al momento anche con manovre importanti in terapia intensiva, alcuni di questi pazienti poi repati incominciavano a delirare, cioè avevano gli scompensi veri e propri. E io mi ero accorta che erano soprattutto quelli con quelle persone molto precise, con tratti ossessivi, controllati, eccetera, che di fronte alla irruzione di un bambino che vivevano come attaccato, no? Si muoveva qualcosa di profondo loro, no? Che li scompensava. Per cui una cosa importantissima, la grande battaglia è stata separare i bambini dagli adulti, perché lì si scompensava. Cioè, questo è quello che dicevamo, no, con Paola, e intervenire su tutti quei fattori che facilitano questi aspetti di scompenso, a volte sono legati all'organizzazione, insomma, no? Sono degli elementi, ecco, questo è molto... Sì. Io adoro questa diapositiva. Prima di parlarvi dei setting ospedalieri e i livelli di funzionamento della mente, l'esempio di Bianca, no, che ci faceva, mi sollecita un altro esempio. Quali sono, no, le annunciazioni di rischi di disorganizzazione, ma ad esempio protrazione di ricovero, protrazione di ricovero che vuol dire mesi di ricovero, complicanze una dietro l'altra e reinterventi che comportano per l'individuo la necessità di mettere in atto dei livelli di adattamento, di resilienza, no? Noi diciamo di messa in atto di strategie di coping, cioè il fronteggiamento del dolore, il fronteggiamento dell'angoscia del non sapere, e quando, no, tutto quello che è stato attivato in termini emozionali, le rappresentazioni interne disponibili, si sono per così dire impoverite. Il terapeuta entra in una logica supportiva e mette a disposizione le proprie rappresentazioni più solide, e ve ne parlerò dopo, ma è in quelle situazioni che il paziente, no, può dare, può mettere in evidenza e può portare alla nostra attenzione quelle che facilmente potrebbero essere identificate come le doppie diagnosi. Ha una reazione depressiva, è fortemente depresso e certamente una carenza di energia che noi vediamo, ma la vediamo in un'ottica psicosomatica come il segno di uno scivolamento ad una lenta disorganizzazione che è come tornare all'indietro in un luogo dove l'attaccamento e l'assenza, no, dell'infuturazione rendono progressivamente inane la persona. Ora, parlarvi dei setting ospedalieri in rapporto ai livelli di funzionamento della mente è un tema molto complicato perché
nella nostra esperienza credo che possiamo fare questa affermazione, che è di dire che il setting deve sempre corrispondere al funzionamento della mente nel momento in cui lo psicologo lo incontra. E allora la corrispondenza tra la capacità del terapeuta di cogliere il funzionamento globale del paziente e di porsi in una posizione di ascolto per poter attivare un livello di trasformazione è l'unica maniera possibile di stare vicino alla persona sofferente. Nella slide voi potete vedere sulla sinistra una lista di livelli che corrispondono a dei setting ospedalieri, i reparti. Vedete come dalle rianimazioni, no, i luoghi dove le persone sono completamente sospese nelle loro funzioni, a via via, no, passando attraverso i luoghi dove la persona gode di trattamenti continuativi, come purtroppo nelle cure palliative o nell'end stage, nelle terapie intensive post-operatorie, nelle neonatologie, nella TIN, e via via vedete salendo verso i reparti medici, oncologici, chirurgici, riabilitativi, e ci alziamo, no, verso la lungodegenza e l'ambulatorio, dove la persona gradualmente riprende un funzionamento da uno stato che è simile alla condizione neonatale, come in rianimazione, dove la persona è totalmente affidata e anche sostituita nelle funzioni, a dei livelli via via che salgono. Ma allora lo stato somatico non integrato, non simbolico, come può essere trasformato dal lavoro terapeutico ospedaliero? Lo psicologo evidentemente mette a disposizione delle funzioni terapeutiche di holding, di handling, lavora sul sé, non sull'io dell'individuo, per favorire gradualmente, prendendo in braccio, tenendo in sé delle parti completamente disorganizzate, per favorire gradualmente, laddove è possibile, la ripresa del pensiero e forse talvolta anche la ripresa di una funzione simbolica. Pensiamo ad esempio che il paziente che possiamo incontrare negli ambulatori, no, dell'ospedale è più vicino al setting che comunemente incontriamo, no, negli altri servizi anche territoriali, anche se nell'ambulatorio ospedaliero, soprattutto di terzo livello, diceva la dottoressa Volpe, noi abbiamo, no, quella dimensione di lavoro sul paziente cronico che necessita di un livello talmente specialistico che non può trovare nella specialistica ambulatoriale, no, lo stesso tipo di servizio, naturalmente. Speriamo in bene. È bloccata. Vado avanti così per non frammentare troppo il lavoro. Dicevamo allora, la relazione con il paziente è una relazione che trova, no, nel setting specifico la necessità di avvicinarsi al livello di funzionamento della mente del paziente al momento dell'incontro, nell'hic nunc dell'incontro. Quindi in queste dimensioni, dove il pensiero del paziente è spesso sospeso e bloccato e la mente del terapeuta deve avvicinarsi empaticamente a quella dimensione, credo che faccia più riferimento al ruolo che il preconscio ha nell'aiutarci a favorire il processo di ripresa della mentalizzazione. Il preconscio sappiamo che è appunto una struttura che permette di mantenere il rapporto tra l'affettività e il pensiero. È una zona privilegiata di confine, un regno di mezzo, che consente di avvicinare ed entrare in contatto con questi stati del sé del paziente legati alla bisognosità
e nell'hic et nunc dell'incontro rispettare ciò che il paziente in quel momento è in grado di comprendere, cioè di portare dentro. Il preconscio è quella dimensione che comprende tutti gli elementi della psiche che possono giungere alla coscienza, le conoscenze e i ricordi non attualizzati, ai quali il terapeuta può accedere, perché non sono andati incontro a censura, essendo più in contatto con il principio di realtà. Riceve anche le informazioni sia all'esterno sia dall'interno, sensazioni di piacere e dispiacere e riviviscenze amnestiche. Allora, il terapeuta che si trova in quei setting e in quei contesti deve potersi sentire sufficientemente sicuro di stare, di sostare in una dimensione dove può fare riferimento a questa area della propria mente, perché è un'area che gli consente di poter portare al paziente quelle dimensioni più ricche, più integrate, più, diciamo, articolate, che non sono possibili di vedere nel paziente in quel momento, ma fa anche qualcosa di più, mette veramente a disposizione del paziente una parte della sua mente e effettua quello che Luigi Covello diceva essere proprio il prestito del preconscio, mette a disposizione per un tempo, in uno spazio temporalmente definito, il proprio preconscio, con l'obiettivo di favorire una ripresa del paziente e di portare il paziente ad un livello di integrazione più elevato. Questo lavoro è molto faticoso e non può essere un lavoro che si effettua con tutte le persone, perché è un lavoro che richiede, come dire, la messa in gioco di una dimensione terapeutica globale, di un esserci completamente. Sì, andiamo un po' a sintetizzare il percorso. Pertanto il contenimento della rottura mente-corpo o il rischio, no, di incontrare gli elementi della rottura portano l'inevitabile considerazione di come uno psicologo non possa lavorare da solo in un ambito così traumatico, ma debba per forza di cose lavorare per una sintonizzazione dell'ambiente terapeutico e lavorare secondo 3 parole chiave che sono multidisciplinarità, il lavoro in un team che cambia infinitamente a seconda dei luoghi che andiamo a incontrare nei diversi reparti, definendo ogni volta un diverso campo di cura che deve includere per forza di cose il familiare o il caregiver se la persona non è in grado di essere responsiva. Questo passaggio è fondamentale per poter orientare non solo l'intervento biologico, ma anche tutta la dimensione relazionale intorno al paziente. Il terapeuta, oltre a tutto questo, sviluppa una funzione importante all'interno del team multidisciplinare che abbiamo definito qui come funzione di traduzione o ancora meglio di trasferimento agli operatori sanitari con cui lavora i contenuti emotivi, spesso comunicati, come abbiamo visto dal paziente, in termini non verbali, e captati attraverso l'attivazione del nostro registro sensoriale al team terapeutico, filtrando i contenuti e sviluppando il terapeuta all'interno di sé un'elaborazione di senso, comunicando quindi ciò che è utile ai terapeuti dell'area somatica per aiutare il paziente in quel momento. Ma trasferire, tradurre, significa anche proprio shiftare, trasferire da un linguaggio all'altro gli aspetti di quella bisognosità del paziente che, come abbiamo visto, è riferita agli elementi più destrutturati della sua condizione mentale, che in realtà io credo cerchino un luogo preciso dove collocarsi e le parole per poter essere rappresentati.
La discontinuità nel rapporto mente-corpo e il processo di riparazione. Che fare allora quando ci si trova negli ambienti ad alta intensità traumatica? Il lavoro, diceva la dottoressa Volpe, tende a essere un lavoro focalizzato, può essere un lavoro anche breve, non sempre breve, perché poi abbiamo visto che il setting va dalla terapia intensiva alla riabilitazione estensiva, dove i percorsi di presa in cura possono essere lunghi anche in realtà dei mesi, ma possiamo comunque affermare questo, no? Che laddove il lavoro è centrato sull'Ichecnut dell'incontro con il malato, la funzione di contenimento e regolazione psicobiologica attraverso la relazione è la base fondamentale per attivare un movimento di attaccamento nel paziente. Questo favorisce il lenimento delle esperienze di solitudine e di separatezza e favorisce quel ripristino di una maggiore sicurezza di cui il paziente ha bisogno per poter procedere. La circoscrizione dell'esperienza dolorosa è un elemento terapeutico fondamentale perché prendere su di sé una quota di sofferenza all'interno di questo setting temporospazialmente definito implica la possibilità di effettuare delle trasformazioni nel qui ed ora. Meglio facciamo un esempio, un esempio così semplice. Paziente in terapia intensiva, sottoposto a trapianto cardiaco, incomincia a raccontarmi una serie di cose molto intense, alcuni frammenti della sua vita interiore precedenti, con anche esperienze strambotiche che aveva vissuto, e io continuavo a pensare dentro di me, mi sta mettendo dentro come dei pezzi, no? Di qualcosa di passato interno profondo, che ne faccio? Mi ricordo che pensavo questo, no? E ho ascoltato, ho accolto, più di tanto non potevo certo dire, eravamo in una situazione nella sua stanzetta, però mi parlava di questo, io lo ascoltavo con questo holding di cui parlava la Paola, e la cosa si è chiusa lì. Poi l'ho rivisto durante il ricovero altre volte, ma non è più tornato questi pezzi che mi aveva messo dentro, finché 6 mesi dopo mi bussa alla porta dello studio, era questo, e mi dice: dottoressa, le devo parlare. Entra dentro, si siede e mi dice: si ricorda quello che l'ho detto in terapia intensiva? Ricordo un po'. Io rimasi stupita, perché erano, come dire, questi pensieri sembravano frammenti, no, profondi. E abbiamo incominciato a parlare di questo. Allora, credo che questo è un punto centrale, che ci sia qualcuno che raccoglie i pezzi di questi frammenti psichici, no? Questi vaganti che accadono in questi momenti di destrutturazione e che poi possono ritrovarli e ricomporli. Sì, ho tradotto bene, Paola, io faccio la traduttrice degli esempi. Sì, no, hai tradotto bene, perché gli aspetti, no, senso-percettivi corporei, abbiamo detto, sono in relazione con eventi di natura emozionale. Quindi, della disorganizzazione. Certo, sto pensando a una ragazza che ho ancora in trattamento in questi giorni, una ragazza che a 22 anni ha avuto una rottura spontanea di una malformazione aterovenosa mentre stava studiando con i suoi compagni, no? A tavolino per l'esame universitario. Ha avuto la fortuna di essere trasferita rapidissimamente nel nostro ospedale, dove l'hanno sottoposta a un'embolizzazione che è andata bene, ma è rimasta emiplegica con delle problematiche anche di natura neuropsicologica, quindi danneggiamenti della memoria, disartria. Quindi ora ha 25 anni, sono passati 2 anni e mezzo. Da quell'evento a oggi ha avuto diversi ricoveri per la sistemazione delle problematiche somatiche, dell'emiplegia, quindi trasposizione di nervi per consentirle di smettere il proprio tutore e di poter gradualmente recuperare quella che potremmo definire la sua vita che si è interrotta, no? In quel momento.
La rivedo in questi giorni al rientro da un altro ospedale specialistico dove aveva fatto questo trasferimento di nervi di allungamento e mi chiamano perché durante una seduta di fisioterapia per un movimento di torsione si è fratturata, pur in presenza della fisioterapista, la tibia e il perone, frattura orribile, scomposta, l'hanno dovuto operare. Quindi io entro nella stanza a seguito di questo. Entro e con lo sguardo vedo il setting, quindi vedo la ragazza che mi congiunge immediatamente lo sguardo e mi dice: dottoressa, ho sentito i suoi passi. I suoi passi io li riconosco sempre, so sempre quando lei sta venendo. Io vedo che c'è una paziente di fianco. Calcolo di potermi sedere vicino a lei, vicino alla sua seggiola a rotelle. Mi siedo, non faccio in tempo di sedermi, che lei riprende la narrazione, perché il lungo dialogo che in questi 2 anni e mezzo, no, si è strutturato le consente di entrare immediatamente sul traumatismo e di dirmi: dottoressa, guardi, non doveva succedere questa cosa, io qui mi sento sicura, questo è il luogo dove mi hanno salvato, ma io sono una persona veramente rara, mi hanno detto che sono un caso raro, me ne capitano di ogni, vede quante cose mi sono successe, non me ne va mai bene una, ma pur essendo un caso raro, come diceva il dottor X, che mi sottolineava come io sia arrivata fin qui indenne poi da disturbi di tipo neuropsicologico, vede, è andato a posto tutto alla fine, sono rara in tutti, nel bene e nel male. Nel frattempo entra un infermiere con l'eparina in mano e delle pastiglie. Ci vede, osserva, intuisce che c'è in atto, no? Questo livello di comunicazione profonda e dice: per l'eparina torno, ti lascio qui sul comodino le pastiglie. La signora di fianco nel letto, senza che noi si sia detto niente, mette le cuffie, come per dare luogo alla continuità del dialogo, del colloquio, e la porta viene socchiusa. Quello che io mi sento di dire sono le tue 2 parti, le parti della tua persona, le parti che ti hanno permesso di arrivare fin qui. Questo intervento che io ho fatto l'ho sentito profondamente, centrato sulla restituzione a lei dell'integrità del sé, tutta la sua persona, sottolineazione proprio di come nelle parti, in tutto quello che le ha, diciamo, no, attivato il traumatismo, lei è riuscita a rimanere, no, in una dimensione di interezza. Dopo questo intervento c'è stato naturalmente una prosecuzione del colloquio che poi si è chiuso, anche perché, come dire, non è ancora andata a casa, perché ha ragione quella ragazza di dire che è una ragazza che, come dire, è veramente particolare, ha anche preso il Covid e quindi hanno dovuto spostarla dal reparto nel quale io l'ho incontrata, per spostarla in un reparto supportivo, perché l'isolamento comporta ancora questa necessità. Stiamo arrivando a... stiamo andando a completare con la sintesi in questa slide di quelli che sono gli elementi che noi psicologi ospedalieri riteniamo specifici, no, della cura in ospedale. Quindi il passaggio all'approccio psicosomatico favorito dalla conoscenza di una visione evolutiva. L'infant observation aiuta molto alla relazione terapeutica in questi setting traumatici. La posizione mentale del terapeuta, caratterizzata da una posizione
molto simile al concetto bioniano di essere senza memoria e senza desiderio, di sostare. La relazione psicoterapeutica si può instaurare laddove esista un tessuto connettivo che la sostiene, quindi un interscambio continuo con l'organizzazione e possibilmente un'organizzazione che abbia delineato e reso visibile il servizio di psicologia all'interno dell'organizzazione, perché avvicinarsi a questi stati arcaici della mente comporta l'abbandono di una prospettiva interpretativa e ci apre, no, alla complessità che vi abbiamo descritto. L'altro elemento che io ho avuto la necessità, proprio la necessità di governare, è proprio la riduzione degli atteggiamenti, definiamoli di onnipotenza, volti alla ricerca delle diagnosi di area psicologico-psichiatrica. E l'altro elemento fondamentale per poter sostare in questi setting è la capacità di tollerare il dolore e di poter comunicare con i professionisti di area medica coinvolti nel percorso di cura. Sì, no, era soltanto per completare e dire che il processo psicoterapeutico viene pertanto inteso in ospedale come una capacità di entrare in un contatto psicosensorialmente vivido ed empatico col malato, dove è centrale la disposizione relazionale del terapeuta alla sintonizzazione con il dolore, nell'ambito della quale la dimensione affettiva favorisce nel qui e ora dell'incontro l'avvio di un processo trasformativo. Ci fermiamo qui. È veramente dei grandi contributi, la complessità, un dono proprio che ci avete dato questa sera, che avete dato al Centro Veneto. È notevole, è veramente notevole anche l'aver dato voce. Un'esperienza veramente intensa e prolungata nel tempo da essere, no? Siete state pioniere, no? Proprio in questo e si vede che c'è tanto pensiero sotto, tanto lavoro, tantissimo. Questo ponte anche, no? La capacità che avete avuto di descrivere all'interno dell'ospedale e poi invece nel territorio, la differenza. È veramente importante la figura dello psicologo all'interno e la complessità e soprattutto del lavoro in gruppo, dell'equipe, no? Del poter essere lì attenti. Questo esempio dell'infermiere che ha capito, no? Questo è molto commovente il tutto, molto, si percepisce la vostra passione e la dedizione che avete saputo in tutti questi anni dare, ma anche questa sera donare a noi. Veramente è stato notevole, perché quando c'è il dolore non esiste più Dio quando è troppo. E quindi questa capacità che avete avuto di dare voce, di aprire, no, l'attesa, il tollerare il rifiuto quando, no, in caso del trapianto, no? E voi rappresentate l'intrusione. Quindi questa capacità di stare indietro, di essere lì e poi di portarvi appresso, di essere abitate, no? Attraverso, no, questo sentire, questa attenzione alle aree proprio traumatiche infantili, perché lì si torna, così come io vedo indirettamente attraverso proprio le malattie somatiche che ci giungono, no? E che vengono richieste anche dai oncologi stessi, dai medici di base, l'assistenza del portare, no? Con la nostra terapia nei nostri studi, come ad ogni controllo ritorna il trauma dell'inizio, cioè di un'ansia veramente, no? Grande, grande, grande.
E poi queste delle tracce domestiche che si sono depositate, che sono dentro di noi, no? Che sono lì e si iscrivono e che vogliono emergere e tornare fuori, solo che con la malattia somatica, no? È veramente... Io ho ricevuto moltissimo, come tutti noi, credo, questa sera. Adesso abbiamo il tempo di offrire... Mi sentivo di aggiungere, grazie di questi commenti molto intensi che risuonano molto dentro di me in termini di fatica, no? Perché, come dire, una fatica a mantenere, no? L'assetto terapeutico nell'istituzione. Ciò che ci salva è la possibilità di avere a disposizione un gruppo che solleciti il pensiero, che garantiscano delle funzioni, che è appunto il servizio. Ecco l'esempio che facevo della ragazza e di come quel setting si è strutturato senza che io dicessi nulla. Ecco, io credo che lì ci sia il portato di come 20 anni di lavoro si siano depositati nell'inconscio collettivo di quell'ospedale. Di quell'ospedale. E voi rappresentate la storia, ce l'avete portata dalle vostre due esperienze diverse in due città, no? Sì, però diverse. Una grande integrazione. Mi piacerebbe sentire se c'è qualcuno. Ma anche tra voi due avete una capacità di interagire. Come? Se c'è qualcuno sì che vuole parlare, c'è? Al momento no. Ci sono domande? Sì, chiedi. Sì. C'è qualcuno che vuole intervenire tra voi, tanto, qui presenti? Gaetano? Da remoto. O da remoto? Li abbiamo annichiliti. È tanto, ed è intenso poi, va a toccare dentro di noi come, no? Voi siete state toccate. Questa è la capacità anche emotiva, affettiva con cui avete trasmesso. È un'esperienza molto speciale questa dell'ospedale, ma almeno io penso, dopo, come dire, averlo lasciato, che nonostante ci sia tanta morte, c'è tanta vita. E mi ha dato una carica enorme negli anni, insomma, no? Tutto questo come la dà ai medici e agli infermieri, cioè è una comunità che lavora per la vita o per la buona morte, qualora non c'è possibilità di vita, no? Però è come dire, non lo so, io lo sento qualcosa che dà un grosso spazio maturativo. Avete capito che non si può fare gli psicologi nel senso tradizionale, come può essere fuori nei servizi, no? Ma devi essere molto plastico. Per plasticità intendo passare dal preverbale al verbale, da una consulenza in una rianimazione, poi cioè cambi continuamente registro, devi internamente avere fare un grosso lavoro con te stesso, il famoso setting interno, e poter tollerare questo, no? Per farlo c'è tutto un lavoro da fare con se stessi e con il gruppo. Quindi non è, capite, quando ci incavoliamo sullo psico-oncologo, quello è il modello che non c'entra con quello che vi abbiamo raccontato, è ben diverso, no? Perché fa parte di un lavoro, anche questo muoversi in modo trasversale tra diversi reparti significa acquisire anche la questione di entrare in terapie intensive. È veramente stato un esito notevole, era impensabile solo 15 anni fa. E ora invece l'abbiamo fatto con esperienze diverse, io e lei, cioè poi ci siamo incontrate, non so se c'è l'altra, c'è una terza con cui abbiamo un grande legame, la Daniela, che è una vostra collega psicanalista, la Daniela De Berardis di Roma, quella che dirige il servizio di psicologia ospedaliera del Fate Bene Fratelli dell'Isola Tiberina. E ci siamo incontrate, abbiamo incominciato a mettere insieme i pensieri, abbiamo fatto questa triade riflessiva su esperienze completamente diverse, in 3 città diverse, in 3 servizi diversi, eppure siamo arrivate alle stesse conclusioni. Lei ha, come dire, descritto bene tutta la parte più teorica, ma che condividiamo profondamente tutte e 3. La dottoressa Talandini, la professoressa.
un movimento avanti della comprensione proprio dell'aspetto psicologico e della relazione e del variegarsi della relazione. Perché mentre voi parlavate, un ricordo mi veniva alla mente, e cioè quando ho fatto il periodo di tirocinio in psichiatria, illo tempore. Allora lì una cosa che mi stupiva profondamente, cioè dal primo giorno che sono entrata lì fino all'ultimo, era che insomma, c'era tutta una serie di riti. Uno dei tanti riti era quello che il primario andava, poi venivano gli altri medici, poi venivano gli altri più giovani, e poi quelli che erano di tirocinio. E si andava da una stanza all'altra. Ma tutti i pazienti, tutti, si mettevano a letto, non avevano nessun bisogno di stare a letto, si mettevano a letto e poi quello che capitava era che si parlava del paziente sopra il paziente. Cioè, come se non avesse una voce il poveretto, no? Per dire, come è andata? Ha avuto la febbre? No. Come? Ha avuto la febbre? No, non è andata la febbre. E la modificazione profonda che voi invece avete presentato attraverso un lavoro che evidentemente ha richiesto molti anni, fino ad una presentazione teorica così articolata e così proprio accompagnante, almeno per me, nel seguire la vostra presentazione. Hanno fatto, a mio avviso, con noi quello che loro fanno con i pazienti, ci hanno veramente accompagnato. Dottor Gaetano Filocamo. Beh, grazie intanto perché davvero tanti spunti. Io vorrei dire una cosa, che avendo fatto per un periodo l'esperienza con la dottoressa Volpe, una delle cose più difficili al tempo per me da sostenere era l'angoscia, un dolore infinito. Io mi ricordo queste riunioni d'equipe in cui il dolore era proprio fisico, cioè era difficile pensarlo, era davvero situazioni di un'angoscia infinita, di giovani che stavano male, situazioni improvvise. E allora io mi chiedevo, mi volevo chiedere un po', è un po' tardi però, se non è un limite in fondo questo rispetto a quella personificare la cura. Cioè, perché rendere persone il malato, portare gli affetti ad un livello in cui il dolore è così profondo, secondo me incontra dei limiti, che però non sono solo dei limiti negativi. Cioè sono dei limiti che in qualche modo, lo diceva prima la dottoressa Volpe, qua i medici devono per forza difendersi a qualche livello, perché sennò come fai a stare là? E quindi sì, una riflessione riguardava proprio questo, cioè quanto effettivamente era un punto di caduta tra queste due variabili, cioè quanto non bisogna eccedere in una direzione, però forse neanche nell'altra, perché anche per gli psicologi stessi, perché non è facile fare gli psicologi in ospedale, almeno in questa esperienza. Grazie, ecco una riflessione. Ma io credo anche che noi abbiamo questo doppio compito, no? Mi ricordo che quando sono arrivata in ospedale, la prima roba che mi hanno chiesto molti medici, ma lei è qui per i pazienti o per noi? Lo ricordo ancora, no? C'è una domanda. Mi sentite? Sì. È qui per i pazienti o per noi? Cioè, cosa vuol dire? Io molte volte sentivo che il mio compito a volte era proprio quello di accogliere il dolore anche dello staff, no? E mi chiedevo, dentro di me pensavo, boh, come fa? Poi c'era anche il mio, certo, cioè, chi era ancora me in questa storia. È chiaro che l'importanza di avere un gruppo di lavoro di colleghi è fondamentale. Se non fai questo, uno poi che cosa fa? Si chiude nello studio, fa 700.000 test ai pazienti che non servono, cioè sono difensivi, no? E non ce la fa più a rendere questo mestiere. Diventi una specie di caricatura, anche non raffinata magari, dei medici, no? Cioè non va bene questo. Però
Questo implica un grosso lavoro, come dire, personale e molto importante. Il gruppo sono molto importanti i momenti, no, di riflessione su quello che succede. Quando arrivano i giovani tirocinanti, arrivavano in servizio, la prima cosa che accadeva, io li avvisavo regolarmente, primi mesi tutti con disturbi somatici. No? Cioè, e li avvisavo, dico. Ho avuto anche una che si è fatta delle crisi ipertensive, cioè, tra l'altro, non è tanto vivere il dolore, è somatizzarlo, perché quello che succede in ospedale è questo. Guardate che la maggioranza dei medici e infermieri in tasca hanno l'omeprazolo, cioè abbiamo fatto un sacco di ricerche su questo. È proprio il disturbo somatico, mal di testa, mal di pancia, cattiva digestione, cioè perché non può prendere tanto parola, come dici tu, no? Il dolore, se no è insopportabile, però deve poterla prendere in certi momenti, se no prende un'altra via. No? Quindi qui è il problema di occuparsi dei curanti, no? Come fare, eccetera. Quindi, e questo vale anche per noi, perché io stessa quando sono passata dal consultorio, non so tu Paola, ma io quando sono arrivata in ospedale ho avuto un attacco gastritico che mi è durato circa, cioè ho sviluppato una gastrite per un anno, cioè. No, diciamo che sono d'accordo, ma vorrei anche dire che Ed era un'analisi. sono passati molti anni, no, dalle prime esperienze di psicologia ospedaliera a quella che è la realtà, no? Che tu hai descritto all'inizio della relazione, no? È una realtà molto più organizzata dove evidentemente la riduzione dell'onnipotenza ha anche a che fare con il riconoscimento che un lavoro di questo genere non può essere oltre un livello di tollerabilità. Quindi credo che il lavoro del gruppo sia di sostegno al singolo terapeuta a poter riconoscere questo limite. Naturalmente più il servizio è organizzato numericamente, più sono gli psicologi, i protocolli vengono aziendalmente condivisi e c'è anche la possibilità di una programmazione che tenga conto di limiti, perché potrebbe essere un lavoro che porta in una dimensione che potrebbe anche ridurre la terapeuticità della funzione dello psicologo stesso, che potrebbe essere spinto, no, a prendere qualsiasi cosa incontri, intesa come dolore, perché è ovunque, no, la dimensione dolorosa e talvolta, no, gli psicologi non formati rischiano di cadere viceversa anche in questo tipo di trappola. All'inizio è così probabilmente, no? Ma nel nostro ruolo istituzionale questo è ancora più pericoloso, perché mentre il medico ha a disposizione il farmaco, ha a disposizione le tecniche e ha a disposizione i PDTA, noi entriamo nel PDTA, ma in definitiva è il vissuto, no, che noi andiamo ad incontrare. Uso questo qui perché si è scaricato quello da remoto. Grazie anche da parte mia. Sono Giorgio Puziani. Volevo chiedere a Paola, se possibile, 2 parole, anche se credo non siano sufficienti, ben di più, rispetto a come lei si è sentita nell'avvicinare quella ragazza. Lo chiedo per 2 ordini di riflessione. La prima nella veste a mia volta di psicologo ospedaliero e nella mia difficoltà e nel mio limite di avvicinare il paziente in stanza presenti altre persone. Nel mio caso si tratta soprattutto di bambini o adolescenti, quindi c'è la complicazione ulteriore del genitore, oltre che l'infermiere, il medico e quant'altro. Ci si attrezza, in qualche modo si fa. Però sento forte questo limite e tante volte cerco di arrivare alla condizione così privilegiata di avere la stanza libera o un ambulatorio dedicato. Non era questo il tuo caso, evidentemente. L'altro ordine di riflessione è rispetto a quello che mi caratterizza invece nella veste psicanalitica, l'ascolto del controtransfert. Per cui, se possibile, 2 parole di numero su come ti sei sentita tu ad avvicinare quella ragazza che conoscevi già da tanto tempo e che sapevi stavi andando a trovare in una forma che
chissà come sarebbe stata, però era stata anticipata come rotta. Ma cogli quello che non ho detto per brevità, no, nel senso che quando la ragazza mi ha anticipata sul avere riconosciuto i miei passi, io mi sono seduta. Io sentivo proprio una tristezza, no? Interna, sentivo proprio la disperazione, sentivo tutto quello che avevamo condiviso nei passaggi passati, quindi avevo una fatica, sentivo completamente il portato di tutta la storia della ragazza e in quel momento non ho potuto fare altro che concentrarmi su di lei completamente e lasciare, no? Che la ragazza potesse dirmi fin quando volesse andare avanti a raccontare tutto quello che era accaduto per ricucire le fila dal momento in cui noi non ci eravamo più viste al momento in cui ci si rivedeva. Devo dire che le mie rappresentazioni mentali, interne, intrapsichiche, sulla ragazza, su questo, diciamo, caso clinico, erano un pochettino come le sue, no? Quella doppia, le due facce, no? Di quella medaglia. Ma la mia visione globale di lei è una visione che continuo a poterle rappresentare in termini positivi, perché nonostante tutto quello che è accaduto è una ragazza che ha e ha avuto delle capacità di fronteggiamento e di superamento dei limiti incredibilmente potenti, tanto da non lasciare che tutto questo interrompesse anche la fase di vita che lei stava attraversando, che era una fase di separazione e individuazione. Lei stava transitando alla possibilità di convivere con il fidanzato perché aveva già completato una triennale in lingue e è riuscita a fare tutto questo riuscendo anche a tranquillizzare relativamente i familiari che, devo dire, nel frattempo si sono trasferiti addirittura fuori dall'Italia e lei vive a Modena da sola ora. Pertanto del lavoro, no? In termini di vitalità c'è stato. Notevole. Ma ci sono. Sull'eccezionale non so, non so. Anzi, all'inizio ero veramente molto preoccupata perché il danno neuropsicologico impattava moltissimo sulla sua funzione lavorativa, perché come laureata in lingue avrebbe potuto fare, no, delle traduzioni in estemporanea, in contemporanea, un lavoro, no, di traduzione che si poteva anche pensare non avrebbe mai potuto riprendere e in effetti non ha potuto riprendere, ma è riuscita a poter, come dire, sentire che il futuro poteva riservare dei cambiamenti trasformativi. Non so se la posizione genitoriale che incontrava in quel periodo lo stesso portato trasformativo, avevano delle fantasie di rifare, no, di riprendere una nuova vita fuori dall'Italia, abbia in qualche modo operato a livello inconscio, supportando la ragazza stessa a poter prendere da questo una spinta di separazione e verso l'infuturazione. E così è stato. Lei, tenete presente che è autonoma prima di questo evento, che non sappiamo ancora che cosa esiterà completamente, ma era giunta a un ultimo intervento che le avrebbe consentito di poter camminare senza tutori.
Ora è tardi, per cui non vorrei eccedere. Un'ultima cosa, proprio perché ci tengo a... Non ho sentito un termine che ricordo aver scambiato con Bianca negli anni in cui a mia volta insomma, ho avuto occasione di avere a che fare con l'esperienza dell'unità, anzi all'epoca del... vabbè, anni. Bianca sa. Il coordinamento. Il termine era il coordinamento degli psicologi. Il termine testimone, perché mi chiedevo se questa ragazza in quei passi avesse ritrovato non soltanto il sapere che stavi tornando, ma anche tutte quelle occasioni nelle quali ti sei offerta come incubatrice, diciamo così, non solo della parte dolorosa, ma anche di quella fiduciosa che fosse il posto sicuro che ti ha detto essere il luogo dove magari ti si spaccano anche due ossa in un colpo solo, però c'è stato qualcuno che ha assistito alle tue capacità, vogliamo chiamare di resilienza, ma non piace granché. Sì, sì. Grazie. A me devo dire che questo è fondamentale. Dai, chiudiamo. È stato veramente molto, molto, molto bello e molto interessante. Vi ringraziamo moltissimo. Ecco, e brave, bravissime. Grazie a voi. Grazie anche a chi ci ha ascoltato. Sì, salutiamo anche le persone da remoto. Ah sì, va bene, salutiamo tutti, scusate ma si sente la vostra assenza, quindi è difficile. Buona serata a tutti e grazie anche ragazzi.